Non mangiare carne di maiale o di cinghiale che non sia stata debitamente controllata dai laboratori pubblici. E questo è il messaggio lanciato stamattina da Nuoro dalla Regione nell'ambito della lotta per l'eradicazione della trichinella, un'infezione provocata da una larva il cui vettore è rappresentato da maiali, cinghiali e altri animali e trasmessa per via alimentare. Un'infezione che è comparsa in Agro di Orgosolo nel 2005 e che in questi anni ha provocato diversi ricoveri proprio di abitanti del paese che avevano consumato carni infette. L'ultimo caso risale al 2011 con 6 ricoveri. Il punto sulla diffusione della trichinella e i suoi pericoli è stato fatto stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nell'Istituto Zooprofilattico di Nuoro. All'incontro sono intervenuti Alberto Ladomada, direttore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, Daniela Mulas, dirigente del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'Assessorato alla Sanità, Ennio Bandino, responsabile del Dipartimento dell'Istituto Zooprofilattico di Nuoro, e il dottor Pietro Mesina, già primario di malattie infettive nell'ospedale San Francesco di Nuoro. A far scattare il nuovo allarme il ritrovamento di 9 cinghiali abbattuti in Agro di Orgosolo del parassita. Nel corso dei loro interventi tutti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione e dell'evitare di ingerire carni infette. È stata ricostruita la storia della diffusione dell'infezione in Sardegna, arrivata probabilmente dalla Corsica e veicolata oltre che da cinghiali, maiali, volpi, cavalli, ma anche da uccelli. Il dottor Mesina ha raccontato la sua esperienza clinica e sintomi dell'infezione nell'uomo che, se non curata, può portare alla morte. Tutti i rimedi artigianali adottati per cercare di uccidere le larve sono inefficaci, dalla salatura alla cottura al congelamento. L'unico rimedio è quello di far analizzare le carni macellate da laboratori dell'Istituto Zooprofilattico. In questa stagione venatoria sono già stati controllati 10.000 campioni prelevati da cinghiali. Così come è fatto per la peste suina africana, la Regione sta procedendo con incentivi e sanzioni per eliminare gli allevamenti di suini allo stato brado, principale veicolo dell'infezione. È stato ricordato che i veterinari sono a disposizione su chiamata per analizzare anche gli animali allevati in famiglia. Il dottor Ladomada ha ricordato come, al di là dei problemi di carattere sanitario in ambito umano e animale, la presenza della trichinella e della peste suina abbiano affossato un comparto che potrebbe dare risposte economiche importanti al territorio.